Sapete cos'è la parlesia? Allora, se non lo sapete ve lo spiego io. La parlesia è un codice linguistico, una parlata semisegreta, ma ormai praticamente svelata, che inventarono i suonatori ambulanti, i posteggiatori, i chitarristi, i mandolinisti durante il secolo d'oro della canzone napoletana, quella che va da metà dell'Ottocento a metà del Novecento. Lo scopo della parlesia era quello di riuscire a comunicare fra di loro con parole particolari senza essere capiti, diciamo, dai clienti. Esistevano altri codici linguistici, anche per esempio nella camorra, c'erano dei modi di dire particolari, anche le corporazioni, alcuni i pescivendoli per esempio avevano una sorta di codice linguistico segreto, ma quello dei posteggiatori è quello sicuramente, la parlesia, è sicuramente il codice linguistico più famoso di tutti. A proposito, evitiamo incidenti diplomatici. I posteggiatori non sono quelli che posteggiano le macchine, io ho mio cognato che fu posteggiatore, voglio evitare polemiche. I posteggiatori sono quelli che si posteggiavano accanto ai tavoli degli avventori e cantavano, offrivano il loro servizio senza mai chiedere la carità. Nel 1982, forse molti lo ricorderanno, uscì addirittura un film sulla parlesia napoletana. Il soggetto era di Lello Arena e di Massimo Troisi. Si chiamava No grazie, il caffè mi rende nervoso. Era una trama geniale perché c'era il Festival della Nuova Napoli, dobbiamo cambiare Napoli, e c'era un maniaco che lo voleva boicottare e uccidere tutti quelli che vogliono cambiare Napoli. Infatti rimane memorabile il monologo di Massimo Troisi che dice non voglio cambiare Napoli, a me mi piace la pizza, la mandolina, ma poi perché a Cagnato? Cagnato Mantova, Cagnato Rovigo. Nel film Michele Lello Arena viene pestato a sangue e gli domandano ma tu sei scartiroffist o sei scatuz? E lui non capisce perché più o meno significherebbe sei un truffatore o sei un ladro. A cosce cavallo mio non perdona, la mia pistola non perdona. Le parole più note della lingua della parlesia erano oggi abbastanza svelate, per esempio a chitarra e a cummar, che ne so, i soldi sono i ban, o padrone o yam, se è importante o yammono, o yam base. Quindi veramente parole tutte particolari. Se c'è un gay è Amedeo, lasciamo perdere. Una festa male organizzata è una bagaria, questo si usa anche nel napoletano corrente, sta diventando proprio una bagaria, disorganizzazione totale. Che ne so, la scarpa è a fangosa, la sigaretta è a fumosa, il culo è o pros. Pros pure entrato nella lingua napoletana, soprattutto nell'espressione lo stai pigliando per il culo, che in napoletano è o sta imbrusan, l'imbrusata a chi là. La parlesia ritorna in un film di Vincenzo Salemme, Amore a prima vista, c'è una scena un po' antipatica per me che mi chiama Amedeo, perché Biagio Izzo e Carlo Buccirosso giocano sulla parola Amedeo, anzi Biagio Izzo si è fatto un personaggio che è un gay che si chiama esattamente Amedeo. Meno male, ecco, meno male che la parlesia è stata interessata, naturalmente scherzo, da un lento e inesorabile oblio negli ultimi decenni. Però io sono ben contento perché ho sempre odiato i posteggiatori, ho sempre odiato la parlesia e perché per colpa loro ogni tanto qualcuno mi ferma per strada e dice professore, ma voi siete un po' Amedeo. Io veramente, guarda, mi arrabbio e a questo punto rispondo sempre, io non sono un poco Amedeo, io sono Amedea, la capopera.